Bella raga, ciao a tutti del commentario veneziano, siamo su Flash Simulator XP. Oggi tappa tutta canadese da Toronto a Montreal. Allora raga, sono le 7:40 di mattina, siamo con Airbus A320 della Air Canada, stiamo caricando passeggeri e bagagli. Il tempo per il momento è sereno qui a Toronto, spero di fare un bel volo e di fare un grande atterraggio, insomma, un atterraggio come andiamo, insomma, uno dei più classici. Qua sta procedendo benissimo il caricamento bagagli e passeggeri, quindi gli addetti ai lavori fanno il suo dovere e niente. Traffico raga, no, mi è appena atterrato un American Airlines, non ho visto il modello, forse non l'avevo visto ragazzi, forse un MD ma non mi sembra, cioè non sono sicuro. Vediamo se da prima la precedenza ho fatto un rollaggio un po' curioso, insomma sono un po' storto, ma va bene, insomma sono le licenze poetiche del Cume, quindi va benissimo così. Chiaramente la precedenza, prima sto stronzo qua, lo sapevo, era arrivato prima, quindi è anche giusto. Adesso ci godiamo la partenza di sto stronzo e poi salvo traffico di atterraggio tocca a noi. La WestJet è pronta a partire bene. E dopo tocca a noi, ci abbiamo parcheggiato un po' da culo però. C'è traffico qui in Canada, c'è sempre traffico, là c'è il culo. Dai vecchio, su. Dai, comincia a... Eccolo qua, bravo. Ok, possiamo andare in posizione. Prima però ci godiamo il decollo del... non mi ricordo più, WestJet, una roba del genere. Dai che parte. Cominciamo il rullaggio. E parti a struzzo. Ok, eccolo qua, decollato. Ok, decollato. Ok. Ok. Rock and roll ragazzi, sì, in realtà aveva un po' la scia dell'altro, ma vabbè, sono licenze poetiche che ci lasciamo. E si parte da Toronto. Speriamo di fare un buon atterraggio. Ci ho già pensato all'atterraggio, che teoricamente la parte iniziale è sempre, tra virgolette, più semplice. Dai che andiamo. E si vola. Ottimo. Ok, perfetto. L'alba canadese, mamma mia, ho beccato proprio uno scenario fantastico, scenario meraviglioso, guardate che roba. Siamo inserita la quota crociera sulla 260 perché tanto è un volo veloce, stupendo però, veramente meraviglioso.
Praga raggiunta, porta crociera 260, ripeto, quota non alta, perché comunque è un volo rapido, siamo già a 22 minuti, diciamo che è un'oretta contando tutto, rullaggi e quant'altro. Siamo già a 132 miglia dall'arrivo, 22 minuti mancano, ma poi sono un po' di più, è chiaro, perché dopo rallento quando comincia la fase di discesa, che comincerà comunque a breve, insomma. Traffico aereo ce n'è, insomma non ce n'è poco, chiaramente il paesaggio è molto freddo e nevato, perché qui stiamo parlando comunque del Canada, sicuramente non è il posto più caldo della terra, soprattutto a gennaio. Ce l'hanno con me? No, questo è l'Air Canada 04, noi siamo l'Air Canada 123. Il tempo insomma è soleggiato, però con parecchie nuvole, speriamo di non beccare la classica nevicata montrealese, se così si può dire, se c'è questo termine indiano, usiamo. Un po' tutto traffico, ok, non c'entriamo niente noi, perfetto. Buono, dai. Tutto procede per il meglio, adesso la prossima tappa volevo fare un po' più lunga e vediamo quale fare, sono un po' indeciso, però il come può trovare la soluzione, può trovare il nocciolo della questione. Magari una tappa anche fuori sia dall'Europa che dall'America, a questo punto vediamo, perché voglio di fare una tappa con arrivo a Dubai, sinceramente, chissà, magari Sharm el Sheikh, Dubai, adesso vediamo, ci pensiamo ragazzi. Iniziata la discesa, quota 190, fiori, e adesso rock and roll, inizia la parte più bella del viaggio, con l'atterraggio comandiano, da pippa o da buon pilota, chi lo sa, lo scopriremo tra circa un quarto d'ora. Intanto inizia la discesona, il tempo comunque sembra sereno, speriamo, non portiamo sfiga, sembra comunque una giornata accettabile in quel di Montreal. Ragazzi, ho l'avvicinamento dell'S, pista 6, ho già inserito la prua e la frequenza, siamo in discesa per quota 11.000 e tutto procede alla grande con una giornata bellissima qui in Canada. Siamo alla fine, però purtroppo secondo me sono un po' troppo alto ancora, sono a 5.500, mancano 16 miglia, ho già il localizzatore, ma vediamo se i calcoli sono esatti. Dai, ci sono. Mi sono già preparato per sicurezza, ho detto vai. Faccio un po' di laghi ghiacciati, raga, di poco. Io ho detto mi preparo già con flap e si aveva a fancuore. Il carrello 4003, no, dai, forse ci siamo. Dobbiamo andare al 2005. Ancora l'approccio l'ho messo, però la prua ancora va non con quella, diciamo, eccola che la prua adesso ha smesso di andare, solo che ho come l'impressione di aver sbagliato l'aeroporto, cioè non lo vedo ancora, ma è quella robetta là minuscola, che cazzo di aeroporto ho scelto? La Pippa Cume, cazzo, Montreal International. Bene, sono quelle cose che mi rendono più felice. Speriamo che sia solo perché da lontano ancora. Vai Cume, non fallire, non puoi fallire adesso. Sembra piccino però. 2500. Piano di discesa godo. Quando è così godo. L'aeroporto si sembra questo, sì. L'aeroporto sperduto un po', però si vede che la città è più distante di parecchio, perché non vedo niente, vedo solo pini e neve. Spacca, devi distruggere questo atterraggio, devi dimostrare al mondo che sei un big one.
Non so se è quello principale, però qua mi sorge un dubbio, sinceramente. Non sembra quello principale. Oh sì, chi lo sa. Non è piccolissimo, adesso aerei ce ne sono. Boh. Bello però immerso proprio, cioè guarda, pini e neve, veramente una cosa incredibile. Siamo a Montreal International, anzi Montreal Center. 1000. L'importante è non essere corti, Beppe. Ma non è l'aeroporto secondo me più importante, cioè, non è quello il problema, l'importante è arrivare a Montreal, perché chi se ne frega. Eccoci qua, forse quello è quello a fianco, forse era quello a fianco, vabbè, fanculo. Qua dovevamo portare delle puttanone canadesi. Vabbè, ma stai zitto. Siamo sull'aeroporto più vicino, vabbè. 100. Stai zitto. Non è che finora siamo messi bene. La velocità c'è tutto. Minimum 200. 200. Vai. 50, 30, 20, Vai. 10. Ok. Perfetto. Siamo arrivati all'aeroporto, diciamo meno nobile. Il meno nobile, forse era quello a destra, più va bene, la selezione. Però arrivati siamo con un gran atterraggio. Ok Beppe, ok. Visto che l'aeroporto fa un po' cagare, non serve fare il rollaggio, nel senso lascio qua, lo parcheggio qua e poi chi vuole lo sposta. A noi ce ne fotte niente, raga. Mi dispiace per aver scelto forse l'aeroporto meno importante, però insomma ha fatto veramente un bel atterraggio e siamo arrivati a destinazione, ripeto. Adesso lo lasciamo qua e cazzo di raga, un saluto del comandante veneziano, alla prossima, ciao! Vi prometto un atterraggio fatto in un aeroporto recente con scarico bagagli. Alla prossima, ciao!